sociali che protestavano contro il padiglione israeliano a Vicenza Oro. Gli attivisti cambiano il percorso e tentano di sfondare il corteo di sicurezza. 9 agenti feriti, 5 fermati. Per i sindacati di polizia quella di Vicenza è stata un'aggressione preordinata, evitati i guai peggiori. Il commento del ministro Piantedosi pacifica il pomeriggio la manifestazione della comunità palestinese. La morte di Anika, il presunto killer Franco Battaggio in silenzio davanti al jeep, il video del pick-up del 76enne nella zona del ritrovamento del corpo. Dopo Melette, nuovo incidente in seggiovia, stavolta a Piancavallo, bambina di 8 anni scivola, il maestro di sci la trattiene, poi la piccola cade da 4 metri, trasportata in ospedale. L'ex-men torna a colpire, segato nella notte il 12° Velox, stavolta a carcere nella Bassa Padovana, per Federcontribuenti è quasi una legittima difesa. Da Padova a Verona fino a Treviso, mattinata di congressi per Forza Italia con il coordinatore Tosi che torna ad attaccare il governatore Zaia sul fine vita. Autonomia, la Lega parla di rivoluzione. Mestre in attesa della gara One Team Game, i minori ospitati dalla comunità domilani si sono cimentati in una partita di basket speciale insieme ai giornalisti e ai 2 giocatori dell'Umana Reyer. Buonasera. E ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano dunque quanto accaduto questa mattina a Vicenza nella manifestazione dei centri sociali anti-Israele, una mattinata che vi abbiamo raccontato durante la prima edizione dei nostri telegiornali. Scontri tra centri sociali e polizia, 9 gli agenti feriti, 5 gli attivisti fermati, identificati e denunciati dalle forze dell'ordine. La cronaca della mattinata nel nostro servizio d'apertura. In nome della legge, scioglietevi! Chiediamo di spostarvi e farci Scontri e disordini durante il corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla fiera Vicenza Oro. Obiettivo dichiarato nei giorni scorsi sui social quello di arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano. E così il corteo blindato, che sarebbe dovuto arrivare all'anfiteatro di via Baracca, ha deviato dal percorso che era stato stabilito all'altezza di via Arsenale, entrando in contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Di cui è scoppiato il caos. I manifestanti, circa 700 con bastoni a viso coperto, hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi. Sono entrati in contatto con gli agenti schierati in assetto antisommossa dopo aver tranciato la catena di un cancello. Sono partite le cariche della polizia, che ha usato anche gli idranti per arginare i violenti. Scontri iniziati intorno a mezzogiorno, in cui sono rimasti feriti 9 agenti della Polizia di Stato, uno dei quali ustionato. 5 gli attivisti fermati, identificati dalle forze dell'ordine. Sul fatto, in una nota, interviene la Federazione Sindacale di Polizia, che la definisce un'aggressione preordinata con artifici modificati. Artifici sulla cui natura saranno svolti approfondimenti di polizia giudiziaria, e rilancia il sindacato chiedendo si prendano adeguate contromisure a tutela della salute dei poliziotti. Nessun problema, si è svolta in modo pacifico la seconda manifestazione che era in programma a Vicenza, quella nel pomeriggio nazionale indetta dalla comunità palestinese, dalla stazione all'anfiteatro di via Baracca, partecipata anche da sigle sindacali e associazioni. La seconda, appunto, di cui Vicenza è stato teatro e centro della contestazione alla partecipazione di Israele a Vicenza Oro. Una presenza, quella israeliana, definita inopportuna in un clima di tensione internazionale dagli organizzatori del corteo palestinese, oggi tornati a chiedere la pace attraverso una protesta pacifica che ha puntato ad avere risonanza nazionale. Hanno sfilato, condannato il genocidio su Gaza con in mano delle stoffe simbolicamente macchiate di sangue. La cronaca ci porta a Treviso con il caso di Anika Panfile. Oggi il presunto killer Franco Battaggio si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza di convalida in carcere, ma emergono nuovi dettagli come il tappeto usato per avvolgere Anika o i desideri di fuga confidati ad un amico. Emerge anche un video.
Sono le 22.08 del 18 maggio 2023 in via Barcador a Spresiano, poco distante dal luogo del ritrovamento del cadavere di Anica Panfile sul Greto del Piave, avvenuto qualche giorno dopo. Il pick-up bianco nel frame, secondo l'inquirente, è quello di Franco Battagia, l'ex Primula Rossa in carcere a Santabona con l'accusa di aver ucciso la giovane mamma. Sono tre i passaggi immortalati dalla telecamera privata di via Barcador, cui si sommano quelli catturati dal sistema di videosorveglianza pubblica, alcuni provvisti di lettore targa. Un lavoro meticoloso quello dei carabinieri che hanno tracciato la traiettoria del furgoncino, usato questa l'ipotesi per trasportare il corpo esanime della trentenne dall'abitazione di Battagia d'Arcade, dove si sarebbe consumato il delitto, fino al canale della Vittoria. Fondamentale un ritrovamento del RIS di Parma. Viene trovato in un rustico, in un garage di Battagia, viene trovato un tappeto rotolato. Dentro questo tappeto c'è una traccia biologica di Anica. La nostra ipotesi è che il tappeto sia servito per il trasporto del cadavere e poi attraverso il tappeto rotolato farlo scivolare in acqua. Una traccia di Anica viene trovata anche sul materasso, sempre nella villetta di Battagia, teatro di quello che per la procura resta un delitto d'impeto, con la donna che sarebbe stata colpita alla testa a mani nude e infine soffocata, e questo dopo aver assunto della cocaina, sostanza che lo stesso Battagia era solito far consumare alle sue partner sessuali, come confermato anche da una prostituta. Un massacro, sottolinea Martani, senza spargimento di sangue, seguito dall'occultamento del cadavere, per cui non si escludono complici. Manca però il movente. Di certo l'uso di cocaina potrebbe aver esacerbato una situazione già tesissima. È frutto di una situazione di una lite occasionale degenerata, probabilmente anche favorita dall'utilizzo di sostanze stupefacenti. Altro capitolo, il pericolo di fuga che ha portato all'arresto. Martani riporta alcune telefonate intercorse nell'autunno tra Battagia e un amico. E a un certo punto nella telefonata dice all'amico: vedi, sto passando di quei momenti, puntini da sballo. E poi dice ancora: dopo te lo spiego. Poi fa: in mezz'ora avevo già organizzato la fuga, hai capito? Ecco, io se trovassi una casetta per nascondermi. Telecamere, tracce biologiche, autopsia, intercettazioni, tutto a corroborare un quadro indiziario che per la procura è grave, mentre a Santabona Battagia resta in silenzio. Davanti al GIP, che poi ha convalidato l'arresto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Silenzio anche da parte delle sue legali. Un 49enne è stato allontanato da casa per le continue violenze e minacce alla moglie, anche in presenza dei figli minorenni. Violenze continue e minacce alla moglie. Un 49enne di Fossalta di Piave è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla donna. L'ha deciso il Tribunale di Venezia. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri di Noventa di Piave. La moglie, stanca degli abusi subiti dal marito anche in presenza dei figli minori, a inizio gennaio ha preso coraggio e deciso di denunciare la situazione ai carabinieri di Meolo. La misura cautelare adottata scaturisce dall'ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso dal giudice civile. Il provvedimento tiene conto della gravità della condotta dell'uomo, ritenuta dannosa per l'integrità fisica e morale della donna. Con lo scopo di porre fine a una situazione di convivenza precaria, si legge, evitando in tal modo la reiterazione di comportamenti violenti in ambito familiare. Attimi di paura questa mattina a Piancavallo per una bambina di 8 anni pordenonese caduta dalla seggiovia. La piccola si trovava insieme al maestro di sci ed altri bambini quando all'improvviso, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Aviano, ha iniziato a scivolare. Il maestro se n'è subito accorto e l'ha afferrata per un braccio. L'operatore della seggiovia ha immediatamente fermato l'impianto, mentre un addetto ai soccorsi e un altro maestro di sci si sono posizionati sotto al punto in cui la bambina stava per cadere. Il suo maestro di sci l'ha retta fino a quando ha potuto. Quando ha perso la presa, la piccola è caduta da un'altezza di 4 metri, ma ad attutire la caduta le due persone che hanno cercato anche di afferrarla, la bambina è stata trasportata in ospedale. Sono state dimesse in mattinata 2 delle 3 persone rimaste gravemente ferite ieri dall'auto di uno stuntman che a Verona Fiere ha perso il controllo della vettura durante un'esibizione dinamica a Motorbike Expo, andando a sbattere contro le transenne protettive.
11 complessivamente le persone travolte, 9 di loro trasportate in ospedale. Resta in osservazione al polo confortini dell'ospedale di Borgo Trento un ferito che ha riportato un trauma cranico ma che sarà dimesso nelle prossime ore, indicativamente tra la serata di oggi e domani mattina. Ancora un autovelox segato, ancora un atto vandalico ai danni di uno strumento posizionato lungo le strade per migliorare la sicurezza e invece una sega flessibile ha colpito ancora una volta, questa volta nella Bassa Padovana. 40 multe e 40.000 euro al giorno. L'autovelox installato lungo la variante della nuova statale 10 a Carceri, nella Bassa Padovana, ora non c'è più. Colpito dal fantomatico Fleximan, l'uomo o donna non si sa, che da settimane imperversa sulle strade del Veneto e ricercato almeno in 3 province. In realtà non si può nemmeno essere certi che i vari tagli siano collegati tra loro, ma l'immaginario degli automobilisti ormai impazza sui social, dove le sue imprese non vengono condannate, anzi la cronaca ci porta dunque a Carceri, dove l'autovelox è stato segato alla base con un flessibile, rendendolo ovviamente inutilizzabile almeno per un po'. Oltre 13.000 verbali nel 2022 per un incasso di 1.450.000 euro. Una volta fatta la scoperta, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e ora ripartirà la caccia al responsabile. Il vandalismo, specie sulla cosa pubblica, va sempre condannato, ma gli atti del cosiddetto Fleximan sono considerati da buona parte degli automobilisti una forma di quasi legittima difesa di fronte ad autovelox che spesso più che strumenti di prevenzione degli incidenti sono casse automatiche del pedaggio comunale. Il controllo elettronico della viabilità è un metodo repressivo e per nulla educativo. A dirlo il presidente nazionale di Federcontribuenti, Marco Paccagnella. Al posto di questi marchingegni i sindaci possono mettere pattuglie di polizia per la strada ben visibili per far vedere che lo Stato c'è e togliere le macchinette mangiasoldi piazzate ovunque. E sentiamo che cosa ne pensa i cittadini, ma sentiamo anche quelle che sono le considerazioni della Procura. Queste non sono cose sicuramente da fare il tifo, per carità, però la gente comincia a avere un po' le scatole piene di mari di limiti o di verbali sopra i limiti di pochissimi chilometri. Pali dei velox tagliati col flessibile, la verità ancora una volta sta nel mezzo, secondo i trevigiani, che parlano di automobilisti tartassati, pur condannando atti vandalici come quelli che si stanno ripetendo lungo le strade del Veneto. Non è che sto dalla parte di chi traccia gli autovelox, però è vero che ci sono in atto anche delle situazioni strumentali per far cassa, questo è indubbio. Le strade al giorno d'oggi hanno dei limiti massimi che sono minimi. Ovviamente fa incazzare la gente perché le multe sono veramente alte. Forse i sindaci dovrebbero farsi anche un esame di coscienza. Esatto, dovrebbero un attimino valutare il perché vengono fatti questi atti comunque estremi in un certo senso e quindi magari rimodulare, perché se tutti quanti prendono in continuazione multe che ritengono per la maggior parte non corrette, non giuste, sicuramente c'è almeno di minimo un fondo di verità, insomma. C'è poi chi per l'ormai famigerato Fleximan non cerca nessuna attenuante. Un'iniziativa che però è pericolosa perché gli autovelox servono per il rispetto dei limiti di velocità e sono importanti perché anche in Veneto vediamo che ci sono purtroppo molti incidenti. Io penso che sia assolutamente sbagliato, ecco, questo non è un comportamento ok, non è che ogni cosa che non va bene bisogna andare a buttarla giù di notte senza farsi vedere. È un'emulazione, basta, è solo un continuare ad emulare e spingere la gente a farlo ancora. Quanto ai sostenitori del vandalo in questione, ci pensa il procuratore della Repubblica Marco Martani a ricordare a tutti di fare attenzione, si tratti di frequentatori dei social o di amministratori come il presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che non ha nascosto la sua simpatia per Fleximan. Devo dire, occhio croce, ci potrebbe essere l'apologia di reato, però è una fattispecie vincolata a determinati presupposti. Insomma. Diciamo che segare autovelox resta un reato. Sicuramente, cioè, è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede e destinato a un pubblico servizio. Questo è fuori discussione, che è un reato. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, annunciati dal Viminale l'arrivo di nuove forze militari a Venezia e terraferma, ma a Mestre c'è un'impennata di rapine, 5 in 15 giorni.
Il servizio alto impatto nel Miranese, operato nei giorni scorsi da Guardia di Finanza e Carabinieri, è andato in parallelo con i controlli della polizia a Mestre e Venezia. Sono state identificate oltre 200 persone, soprattutto straniere, in particolare in prossimità della stazione ferroviaria. Grazie all'attività della divisione anticrimine della Questura, inoltre, sono stati disposti 2 fogli di via obbligatori da Venezia, uno dei quali a carico di un cittadino straniero già indagato per ricettazione, l'altro nei confronti di un uomo che nei giorni scorsi si era reso responsabile di un furto in un centro commerciale. Inoltre, 2 DASPO urbani, 3 ammonimenti per atti persecutori e 3 per maltrattamenti in famiglia. 20 i veicoli ispezionati. Nelle ultime 2 settimane poi c'è stata un'impennata di rapine in città, concentrate in particolare nel quartiere Piave e a Marghera, 5 in 15 giorni, nonostante i controlli che secondo uno dei cittadini più attivi nelle battaglie per la sicurezza a Mestre a poco servono se non si agisce sulla piaga sociale. È insufficiente per il punto di vista con cui viene approcciata questa problematica, e cioè sempre il punto di vista della repressione. In realtà anche gli sforzi del Comune volti a ripristinare le attività di riduzione del danno sono comunque insufficienti. La vera sfida deve essere quella di evitare che le persone che sono a rischio marginalità e esclusione sociale effettivamente non cadano nell'esclusione sociale e quindi si possano prevenire le possibilità che le persone arrivino ad essere esclusi dalla società e a trovarsi ai margini. Il problema è assolutamente sociale, non c'è una mappatura di queste problematiche. Intanto il Viminale ha annunciato nuove forze militari destinate al capoluogo lagunare che saranno distribuite tra centro storico e terraferma. Saranno 46 in più rispetto allo scorso anno per blindare strade e stazioni. Sabato di congressi di Forza Italia in diverse province del Veneto, a Padova presenti anche 2 ministri. Sono orgoglioso che sia stata trovata una quadra sul mio nome, segno anche magari del buon lavoro fatto negli anni passati. È Luca Callegaro, sindaco di Acquapetrarca, il nuovo coordinatore provinciale a Padova di Forza Italia. Come quasi tutte le province venete, anche la Città del Santo ha presentato un candidato unico che non ha dunque avuto bisogno di votazione. Era il coordinatore uscente che ora punta a un risultato a doppia cifra alle elezioni europee. Nel 2023 Padova, prima provincia veneta per aumento delle tessere. Abbiamo fatto quasi 1600 tessere, quindi e diciamo anche che la gente era disaffezionata perché i congressi, l'ultimo 20 anni fa circa, poco meno. Al congresso presenti anche 2 ministri, Casellati e Bernini. Sul terzo mandato per i presidenti di regione la discussione in Forza Italia è aperta, ma c'è una tendenza. L'idea prevalente potrebbe essere quella del limite dei 2, proprio perché 10 anni di governo sono un numero rilevante. Quindi, però noi non mettiamo mai la parola fine ad una discussione interna. Mentre in Veneto, una volta che sarà finito il mandato di Luca Zaia, che il candidato sia della Lega, che sia di Forza Italia, che sia di Fratelli d'Italia, sarà un candidato credibile e vincerà comunque, perché comunque in centrodestra il centrodestra vince in Veneto a prescindere, il centrosinistra non tocca palla. Se tu vuoi provare a vincere in Toscana, in Emilia Romagna, in Puglia, in Campania, è meglio non avere a che fare con Bonaccini, con Emiliano, con De Luca, e quindi la questione del terzo mandato va vista strategicamente. È interesse del centrodestra rendere contendibili quelle regioni. Quanto alla votazione sul fine vita, per il coordinatore regionale, sempre pronto a bacchettare il governatore del Veneto, c'è stato un errore di Luca Zaia nel sottoporre la questione al Consiglio regionale. Zaia ha fatto un errore, questo suo, quello del fine vita, perché su una materia che non è di competenza regionale, perché sulle leggi quadro è chiaro che la competenza è statale, e ha sbagliato le modalità, perché io sono il coordinatore regionale di Forza Italia da quasi un anno. Io da quasi un anno, ma lo stesso vale anche per altri colleghi, io riunioni di maggioranza per discutere di questo tema, zero, vero? Autonomia, martedì il voto finale in Senato, un momento storico per il segretario regionale della Lega Stefani. Scuola di politica e uno sguardo al futuro. La Lega chiama a raccolta i suoi militanti con Veneto domani, come si chiama la scuola di formazione politica,
e spiega quali saranno i vantaggi e quale la strada verso l'autonomia, che martedì prossimo avrà un'accelerazione con la discussione in Parlamento del disegno di legge, il voto finale al Senato, poi il passaggio alla Camera dove concluderà il suo percorso. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo, siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Quindi partirà un tour in 200 comuni veneti per spiegare le ripercussioni sul territorio dell'autonomia, dall'istruzione alla sanità, dal turismo all'imprenditoria. Intanto Stefani ribadisce che non corrisponde ai numeri la presunta fuga di leghisti verso Forza Italia. Dalla Lega c'è stato un solo militante che dalla Lega è andato in Forza Italia e non ha tra l'altro ruoli istituzionali. Quindi personalmente credo che su questo tema sia stata fatta molta speculazione, ma che i fatti e i numeri dimostrino ben altro. La Lega oggi tra l'altro presenterà un nuovo sindaco, siamo già a 5 nuovi sindaci dall'inizio del 2004, 49 amministratori. Infine, detto che la Lega insisterà per ottenere il terzo mandato per i presidenti di regione, difende la scelta di far votare in Consiglio regionale il fine vita. Abbiamo scelto la strada della libertà di coscienza, soprattutto su un tema etico. Se avessimo voluto farne una questione politica avremmo dato una chiara indicazione politica, così come abbiamo sempre fatto, e il risultato sarebbe stato completamente diverso. Anzi, io ringrazio il Presidente Zaia perché ha permesso una discussione libera e democratica su un tema fondamentale. Siamo stati la prima regione a farlo e quindi credo che questo sia un risultato importante. Partita di basket speciale per i minori ospitati dalla comunità Don Milani. Un gruppo di ragazzi ospitati dalla comunità Don Lorenzo Milani, 2 giocatori dell'Umana Reyer, Davide Casarin e Giga Ianelizze, una formazione di giornalisti. Si sono cimentati in un allenamento speciale sul parquet del palazzetto Ancillotto di Mestre. Si tratta di una delle iniziative nell'ambito del progetto cui aderisce l'Umana Reyer One Team, programma di responsabilità sociale di impresa voluto da Eurolega, che coinvolge in questo caso i minori senza più una casa e spesso né famiglia, ospitati dalla comunità. Ogni venerdì ci troviamo con i ragazzi dell'istituto qui per aiutarli, per giocare con loro, passare un'ora di divertimento, ed è una cosa bellissima. Sono onorato di essere l'ambassador di questa organizzazione ed è davvero bello passare del tempo con questi ragazzi per farli divertire e stare insieme a loro quest'oretta. Si divertono, non pensano a niente, è un'ora veramente di divertimento sia per loro ma anche per noi. Oggi c'è il nostro compagno Ianelizze e mi ha detto che si è divertito più di quando ci alleniamo noi, quindi è come un'ora di svago, un'ora di divertimento, un'ora di staccare la testa, staccare la spina e divertirci con questi ragazzi magnifici. Sfruttare le skills del basket per insegnare qualcosa che poi vale anche per la vita di tutti i giorni. Sono dei ragazzi che comunque vengono da diverse realtà, appunto già il fatto che diverse etnie, diverse religioni, diverse lingue riescono a stare insieme attraverso la pallacanestro, imparare, divertirsi, e seguiti soprattutto dai campioni della Reyer che grazie che vengono ogni settimana, l'ambasciatore Davide Casarin, è proprio la missione del mondo Reyer. Reyer è proprio sempre vicina al sociale e questo è uno dei progetti che penso che rappresenti al meglio la Reyer. Obiettivo: fare squadra e divertirsi in attesa della gara il 30 gennaio, il One Team Game. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie all'alta pressione, ma la giornata sarà piuttosto fredda. Il dettaglio di domenica 21 gennaio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole, cielo sereno solo con locali nubi, specie dal pomeriggio, attese gelate notturne sulle zone pianeggianti. Le temperature saranno stazionarie e gelide, minime ampiamente sotto zero, massime comprese tra 5 e 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo terso e limpido, dal pomeriggio sarà più velato con qualche nube di passaggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime sui 6-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci aspetta il sole con il passare delle ore, però non sono esclusi locali annuvolamenti.
Temperature minime ancora sotto zero, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.